Stabat Mater dolorosa, Iusta lacrimosa. Numerose statue di Gesù prendono vita. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di diversi miracoli straordinari che riguardano molte statue di Gesù sparse un po' in tutto il mondo. Si tratta di statue che rappresentano Gesù durante alcuni momenti della passione, ad esempio durante la flagellazione, quindi Gesù legato con le mani legate e che indossa la corona di spine e che gronda sangue a causa delle ferite della flagellazione e appunto delle ferite provocate proprio dalla corona di spine, oppure statue che riguardano Gesù crocifisso. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che in diverse parti del mondo queste statue hanno iniziato a prendere vita, cioè si sono animate, hanno iniziato ad aprire e chiudere gli occhi, hanno iniziato a sollevare o a muovere il capo e si tratta insomma di fenomeni straordinari che adesso vi mostrerò e che hanno riguardato in Italia anche una statua dell'Addolorata. Questo però è un fenomeno che da noi si è verificato negli anni 90 ed è stato ripreso da le telecamere che si usavano allora, diciamo, e ha riguardato la statua di una Madonna Addolorata che ha iniziato ad aprire e chiudere gli occhi durante un temporale che aveva impedito il verificarsi insomma della processione dedicata proprio all'Addolorata stessa. Però di questo vi parlerò in un altro video. Adesso vi lascio alle immagini che mostrano diverse statue di Nostro Signore prendere vita. Sono veramente impressionanti e ci richiamano, sicuramente ci guardano dritti negli occhi e ci richiamano alla fede. È un serio cammino di penitenza e di conversione, ma anche di adorazione della passione del Signore. Bene, vi lascio qui augurandovi di emozionarvi e come mi sono emozionata io insomma nel vedere queste immagini. A presto carissimi, santa giornata. Stabat